Forza Granata! Ebbene, ed ora è il momento dell'allenatore in seconda, Alberto Mariani. E poi il collaboratore tecnico, Renato Scarpellino. Salutiamo tutti con un forte applauso. E poi il preparatore atletico Gianluca Angelicchio. Ed ancora il preparatore dei portieri Luigi Genovese. Il team manager Salvatore Avallone. Ed ancora l'addetto all'arbitro Silvio Baratta. Ed ancora il responsabile sanitario Pasquale Yamamoto. Un applauso anche per il medico sociale Icaro Leo. Importante la presenza dei fisioterapisti come Giuseppe Bagliano e Michele Sant'Angelo. Ed infine i magazzinieri Gerardo Salvucci e Agostino Palladino. Ecco, lo staff tecnico e la squadra, siamo al completo. Salutiamo tutti con un forte applauso e soprattutto ringraziamo per tutte queste novità positive che ci sono state quest'anno a Salerno i co-presidenti Claudio Lottito e Marco Mezzaroma, che vorrei qui con me per scambiare le chiacchiere insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani. Facciamo un applauso a Marco Mezzaroma. Buonasera Presidente. Quali sono le aspettative di questo nuovo anno per la Salernitana? Non sapevo pensare che... Ciao Salerno! Eccoci di nuovo qua. Io ho ancora nel cuore e nella mente le immagini dei festeggiamenti dello scorso anno. Dobbiamo ringraziare gran parte di questi ragazzi che erano con noi e che hanno saputo regalarci una gioia immensa. Credetemi, la cosa più bella è vedere la gioia negli occhi dei tifosi. Siamo di nuovo qua, parte una nuova avventura, un'avventura che sarà sicuramente più difficile, però sarà anche più affascinante. Come lo scorso anno noi faremo la nostra parte, però senza il vostro aiuto sono convinto che non potevo andare molto lontano. Quindi se vogliamo puntare a quello che tutti ci auguriamo, dobbiamo essere uniti e abbiamo bisogno di ognuno di voi e di tutti